Nicole, la nostra prima tappa di questo bel percorso alla scoperta dei paesaggi del Palladio, siamo in uno dei simboli forse della spiritualità, no? di Vicenza. Assolutamente, perché siamo sul Colle di Monteberico, che dà il nome proprio al santuario, e qui la storia dice che fosse un luogo di culto fin dal Medioevo, e poi nella seconda metà del 1500 è stato costruito proprio il santuario che vedete tutt'oggi e che è tuttora uno dei luoghi di culto più importanti, non solo per Vicenza ma per tutto il Veneto. Ecco, questo santuario è sul percorso E7, che è appunto una delle ciclovie del Veneto, e devo dire che da qui si ammira anche un bellissimo panorama, vero? Sì, assolutamente, è uno dei punti più panoramici della città, da cui è possibile anche proprio vedere la Basilica di Vicenza, che vista da qui ha tutto un altro fascino anche, e proprio visto che parliamo di itinerari palladiani, niente di meglio di questo posto, perché sia il santuario di Monteberico che ovviamente la Basilica sono opere del Palladio. Nel santuario ci sono stati dei suoi interventi. Ascoltami, visto che voi organizzate appunto percorsi, gite in bicicletta, quante sono le persone che decidono di visitare il Veneto con questo mezzo? Allora, tantissime, sono migliaia e migliaia ogni anno, e sono tantissimi stranieri, perché sì, gli italiani vengono ovviamente a pedalare in Italia e in Veneto, ma il fascino dell'Italia ovviamente incanta tantissimo gli stranieri, che scelgono proprio il Veneto, Vicenza, Venezia, Verona, anche per la serie di ciclabili che ci sono, ma soprattutto perché i monumenti e la storia che è possibile vedere qui non si trova da nessun'altra parte. E che cosa secondo te è la cosa bella di fare un viaggio in bicicletta? Allora, tantissime, nel senso che si sta all'aria aperta, sono dei viaggi ecologici e ovviamente ti dà la possibilità di ammirare paesaggi e scorci che altrimenti non vedresti. Invece in bici riesci ad assaporarteli a ritmo lento e quindi ti gusti tutto quanto molto di più. Anche i prodotti locali. Anche i prodotti locali, perché il Veneto è ricco anche di questo, e sui percorsi e sulle ciclovie del Veneto davvero troviamo tutto, troviamo il paesaggio, troviamo la storia, la cultura, ma anche appunto le tradizioni culinarie, tutte da scoprire. Infatti. Allora Nicole, il nostro giro però continua, vero? Sì, assolutamente, proseguiamo lungo la ciclabile e andiamo verso le ville. Le ville palladiane, Esatto. un altro simbolo di Vicenza.